Dramma sulle tre cime di Lavaredo. Durante un'esercitazione perde la vita un finanziere colpito dal rotore dell'elicottero. Il cordoglio del governatore Zaia, un altro eroe del soccorso sulle nostre montagne. E si è invece sfiorata la tragedia. Ieri sera al campo di volo a Fanta di Santa Giustina un ultraleggero in fase di decollo ha perso quota ed è precipitato al suolo. Salvi per miracolo padre e figlio. Dramma sulla strada la scorsa notte a Mirano. Auto esce di strada e finisce in un canale di scolo. Muore un 23enne. La Marca trevigiana ancora maglia nera per i contagi, tra i positivi anche un bambino di 8 anni ricoverato al Caponcello. Le sue condizioni non preoccupano. Oggi ho qualche linea di febbre ma sto bene, così il candidato alla regione Lorenzoni è risultato positivo al Covid. Screening per tutti coloro che sono venuti in contatto con lui, una quarantina di persone in 5 ULS, 3 giocatori del Chievo Verona positivi al virus, annullata l'amichevole in programma oggi con il Padova, tampone per tutti i giocatori veronesi. Si lavora per la riapertura in sicurezza delle scuole, la regione del Veneto chiede al governo finanziamenti per dotare gli istituti di termoscanner. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. È la cronaca a incombere per questa edizione del telegiornale con la tragedia che si è vissuta oggi sulle tre cime di Lavaredo, dove a perdere la vita è stato un finanziere colpito dall'elicottero, dal rotore dell'elicottero durante una esercitazione congiunta in parete fra gli uomini della Guardia di Finanza e il soccorso alpino. L'annuale addestramento congiunto sulle tre cime di Lavaredo tra il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo e Cortina e il soccorso alpino e speleologico veneto di Auronzo si è tramutato in tragedia. Stamattina attorno a mezzogiorno, conclusa la simulazione del soccorso con Verricello di un infortunato in parete, l'elicottero delle Fiamme Gialle di Bolzano è risalito in quota per recuperare 4 soccorritori in sosta alla cengia della piramide, propagine della cima grande. Uno di loro, l'appuntato scelto Sergio Francese, è stato urtato dal rotore del velivolo che si era avvicinato alla parete per procedere all'imbarco in modalità overing, manovra durante la quale l'elicottero libera in aria appoggiando un solo pattino. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei compagni e a nulla sono valsi i tentativi prolungati di rianimazione svolti dal personale medico dell'aiuto alpin di Bolzano sbarcato in parete. La salma del finanziere è stata trasportata a valle a disposizione della magistratura che dovrà accertare la dinamica dell'incidente. Sergio Francese aveva 55 anni e vestiva la divisa della Guardia di Finanza che aveva abbracciato dopo aver servito per anni il Corpo Forestale dello Stato. Originario del Comelico, Sergio Francese prestava servizio alla stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina e apparteneva come volontario al soccorso alpino di Auronzo. Commozione e partecipazione al dolore del figlio 17enne e dei familiari è stata espressa dal presidente del soccorso alpino veneto Selenati e dal presidente nazionale dell'Antonio. Numerosi messaggi di cordoglio giunti in queste ore dalle massime cariche istituzionali, in testa il governo, con i ministri dell'economia e delle finanze Gualtieri, dell'interno Lamorgese e dal comandante generale della Guardia di Finanza Zaffarana. Anche l'amministrazione provinciale di Belluno, presente all'esercitazione con il consigliere delegato alla protezione civile Massimo Bortoluzzi, ha rivolto alla famiglia di Sergio Francese sentimenti di vicinanza e di condivisione del dolore, estesi alla grande famiglia del soccorso alpino, sempre in prima fila per gli altri. Tragedia sfiorata invece ieri sera al campo di volo di Fanta di Santa Giustina. Siamo sempre nel bellunese. Salvi per miracolo padre e figlio. Si è sfiorata la tragedia ieri sera al campo di volo di Santa Giustina in località Fanta. Il motore di un ultraleggero in fase di decollo ha perso improvvisamente potenza e conseguentemente quota, finendo su un prato vicino alla pista e fortunatamente il pilota e il passeggero, rispettivamente padre e figlio, se la sono cavata senza gravi conseguenze. L'ultraleggero è riparato giù in fondo sotto quegli alberi all'interno del club Fanta Air. È un club che raccoglie molti soci che utilizzano i propri velivoli per hobby, per passione. L'incidente è accaduto ieri sera qui attorno alle 19. L'incidente ha fatto confluire per i soccorsi i vigili del fuoco con il SUEM e la polizia per i rilievi di legge. Un pilota esperto, dicono i colleghi dell'Aero Club Fant. L'uomo è riuscito a mantenere in asse il velivolo e a farlo atterrare quasi dolcemente. Per il recupero del mezzo è stato necessario il distacco delle ali per il trasferimento nell'area esterna dell'hangar, dove resta a disposizione delle forze dell'ordine fino al termine degli accertamenti.
Ma la cronaca ci porta anche nel veneziano a Mirano, dove ha perso la vita in un tragico incidente stradale un ragazzo di 23 anni. Erano da poco passate le 3 quando nella notte l'auto guidata da Lorenzo Niero, 23enne di Mirano, è finita in un piccolo canale di scolo contro il terrapieno in cemento dell'ingresso di una casa in via Scaltenigo. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il ragazzo, che di professione faceva il massaggiatore, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il personale del 118 al suo arrivo sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte di Lorenzo. Sul posto sono giunti da Mira anche i vigili del fuoco, che hanno tentato in tutti i modi di soccorrere il 23enne rimasto intrappolato all'interno dell'auto accartocciatasi dopo lo schianto. Per accedere all'abitacolo hanno dovuto utilizzare ben 2 scale nel tentativo di rianimarlo. Le operazioni però sono apparse da subito difficili e complicate anche per la posizione del mezzo. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba. Indagini sono ancora in corso per cercare di stabilire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. Parliamo adesso di Covid con il secondo report di giornata della Regione del Veneto con azienda zero. Sono 97 i casi registrati nella giornata di oggi in tutto il Veneto, 206 se guardiamo complessivamente alle 24 ore, restano 2130 i decessi dall'inizio dell'emergenza, quindi nessuna variazione rispetto a ieri. La provincia di Treviso resta la più colpita, 34 casi nella giornata di oggi, lo vedete dalla tabella, 76 se guardiamo alle ultime 24 ore. E tra questi casi della provincia di Treviso c'è anche un bambino di 8 anni che si ritrova ricoverato al Cafoncello di Treviso e anche una mamma, una futura mamma, una donna incinta che invece si trova a Conegliano, dove è scattato lo screening su tutto il personale del reparto di ostetricia e ginecologia. Negativi invece i tamponi all'Electrolux di Susegana. E abbiamo anche un minore che è entrato in pediatria, ha fatto il tampone e che adesso è da noi, ma comunque la situazione è sotto controllo, sì, non ci sono problemi, nel senso che la febbricola è normale, però non abbiamo assolutamente episodi dove serva mettere in subintensivo o in intensivo. Conferma, ma allo stesso tempo rassicura il direttore generale Benazzi sulle condizioni di un bambino di 8 anni ricoverato al Cafoncello e risultato positivo al Covid. Qui è arrivato accompagnato dai genitori insospettiti da una febbre fuori stagione. Anche loro sono stati sottoposti a tampone e già nelle prossime ore si conoscerà l'esito. Nel momento in cui loro siano positivi potrebbero essere anche uno dei genitori messo col bambino all'interno della stanza singola. Intanto la direzione medica dell'ospedale di Conegliano conferma la positività di una futura mamma giunta alla 14ª settimana. Ricoverata per il persistere di nausea e vomito, è stata sottoposta anche a tampone come ormai da prassi. Da qui lo screening sui contatti della donna e su tutto il reparto di ostetricia ginecologia. I primi 19 test rapidi sugli operatori hanno evidenziato 18 negativi e un positivo in attesa di conferma, con la direzione che richiama comunque alla calma. Tutti negativi invece i tamponi effettuati all'Electrolux tra i colleghi dell'uomo risultato positivo nella giornata di mercoledì, una decina di contatti in tutto che vanno a sommarsi ai 20 della prima donna positiva in fabbrica, contato a sua volta di un caso della Trevali di Vazzola, in tutto 30 operai con ricadute anche sulla produzione. Questa assenza di operai di linea complessivamente porta a un rallentamento produttivo per le linee interessate, che non è non produce effetti particolarmente gravi, però in una fase in cui l'azienda fa di tutto per recuperare pezzi produttivi, incide in negativo sull'andamento. E poi c'è il caso di positività illustre di Arturo Lorenzoni, candidato a presidente della Regione del Veneto per il centro-sinistra, che questa mattina ha dato degli aggiornamenti sulla sua condizione di salute, dicendo appunto di non avere più la febbre, ma intanto è iniziato lo screening a tappeto sui suoi contatti, una quarantina di persone complessivamente nelle 5 ULSS del Veneto. Ho fatto un tampone perché avevo alcune linee di febbre e sono risultato positivo al coronavirus. Sono quindi costretto
a stare in casa fino a quando il tampone sarà negativo. Io sto bene, a parte qualche linea di febbre di stamattina, ma ora già è scesa, e il mio percorso continua. Avremo una campagna elettorale ancora più diversa rispetto a quella che abbiamo avuto finora, ma non cambiano i contenuti, cambiano solo le modalità. Appare sereno Arturo Lorenzoni. Il video registrato poche ore dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19. Il candidato presidente alla Regione Veneto per il centro-sinistra rassicura gli elettori. La campagna elettorale continuerà da remoto grazie alla tecnologia e visto che le condizioni di salute glielo consentono. La preoccupazione era scattata venerdì mattina. La tosse, la febbre a 37,5 e una sensazione di spossatezza. Subito il tampone. E così Lorenzoni ha annullato tutti gli appuntamenti, in primis quello con Nicola Zingaretti, il segretario del PD arrivato a Padova per la campagna elettorale. In parallelo è iniziata anche la procedura di tracciamento di tutti i contatti avuti dal candidato, un'operazione non semplice affidata ancora una volta al professor Andrea Crisanti dell'unità di microbiologia dell'Università di Padova. Molti membri dello staff di Lorenzoni che si sono già sottoposti a tampone, risultata negativa la moglie, anche tra i candidati delle varie liste che in questi giorni lo hanno incontrato è scattato lo screening. Negativi sia Marco Carrai che Elena Ostanel e anche il candidato sindaco per Venezia Pierpaolo Baretta che in via precauzionale si è messo in autoisolamento. In queste ore si sottoporrà a tampone anche il segretario regionale del PD Alessandro Luigi Bisato che nel frattempo ha sospeso tutti gli appuntamenti elettorali. Io raccomando veramente a tutti quanti di essere cauti, di avere una precauzione in più di quelle che ci vengono suggerite, perché evidentemente il virus si riesce a trasmettere anche con modalità che non riusciamo a conoscere. Io ritengo di essere stato cauto, di non avere avuto comportamenti rischiosi, ma evidentemente in qualche modo sono stato contagiato. Quindi la raccomandazione è veramente quella di avere cautela, di usare sempre la mascherina, di non vivere situazioni di rischio. Gli auguri a Lorenzoni sono arrivati da tutta la politica veneta, a partire dallo sfidante Luca Zaia. Oltre alla campagna elettorale, la politica esiste la vita reale, per cui esprimo all'uomo Arturo Lorenzoni la mia vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione. Visto che il piano di sanità pubblica prevede l'isolamento fiduciario, ha scritto Zaia, mi sembra al minimo annunciare che rinuncio a tutti gli spazi televisivi che la campagna elettorale prevedeva per me. Subito la risposta social di Lorenzoni, ringrazio Zaia per la solidarietà e il suo gesto. Ciò nonostante la mia campagna elettorale non si ferma e le nuove tecnologie consentono di potermi collegare da casa, ha detto il professore auspicando anche un confronto diretto con Zaia. E grazie a tutti quelli che mi stanno sostenendo, sono convinto che si farà bene. Per quanto concerne il candidato sindaco a Venezia Pierpaolo Baretta, il tampone è risultato negativo. C'è poi un'altra questione, quella di 3 giocatori del Chievo Verona risultati positivi anche loro al Covid. Lo rendono noto in una nota congiunta il Calcio Padova e la squadra scaligera, comunicando che la gara amichevole prevista per oggi è stata annullata. I tesserati positivi, comunica il Calcio Padova, sono già stati isolati e sono asintomatici e tutto il gruppo squadra è stato nuovamente sottoposto ad analisi. A scopo precauzionale a tutela dei tesserati del Padova, la squadra del Chievo non si è recata allo stadio Uganeo. Al posto dell'amichevole il Padova ha effettuato una normale seduta di allenamento a porte chiuse in ottemperanza al protocollo sanitario disposto dalla Federcalcio. C'è poi l'avvio del nuovo anno scolastico con la Regione del Veneto che sta premendo sul governo per ottenere nelle scuole i termoscanner e dall'ufficio scolastico di Treviso in particolare rassicurano che arriveranno per il 14 settembre i 2000 supplenti mancanti. Un inizio anno scolastico tra paure, indecisioni, numeri e prese di posizione. Dal no alle mascherine indossate in classe per ore, impugnato dalla Regione, rotta corretta e percorsa anche su scala nazionale, alla misurazione della temperatura per studenti, docenti e personale scolastico. Spetta alle famiglie o alla scuola? Nodo che l'assessore Donazzan intende sciogliere facendo installare termoscanner alle porte d'accesso dei plessi scolastici. Ci sono i termoscanner e in Regione Veneto sono già montati negli uffici pubblici, si passa, la fila diventa fluida
e questo fa sì che si misuri in maniera oggettiva la febbre. Già inviata la richiesta di finanziamento al governo. Abbiamo mandato comunicazione ovviamente per quanto riguarda la richiesta. Abbiamo detto che a noi pare una buona soluzione quella del termoscanner, e ovviamente questo ausilio e risorse devono venire dal governo. Io spero che ragionino in questo senso, perché i soldi per i banchi sono a nostro parere buttati via. E poi ci sono i numeri di famiglie che non manderanno i ragazzi a scuola preferendo la didattica in casa, numeri di docenti e impiegati amministrativi che minacciano di non rientrare, graduatorie per le supplenze contestate. Ad oggi dagli uffici scolastici della provincia di Treviso sono state processate 21.000 domande di supplenza arrivate da tutta Italia per compensare la mancanza di 2.000 docenti. Noi proprio per velocizzare i tempi, visto che i tempi sono strettissimi, la scuola inizia alle 14, abbiamo pensato come città, come provincia di Treviso, di acquistare una piattaforma online da una ditta appunto che già comunque fornisce altri uffici scolastici e che ci consente in una giornata, volendo se riusciamo, a dare tutte le supplenze. Quindi a noi mancano circa 2.000 docenti, però contiamo che tra il 14 e il massimo il 15, considerate che dati i tempi e data la situazione non è tardi, il 15 anche se il giorno dopo l'inizio della scuola, noi saremmo in condizioni di chiamare tutti i docenti supplenti. La cronaca adesso ci porta ad Asolo, dove ieri sera è stato arrestato un 37enne e deve scontare una pena per dei fatti risalenti a 10 anni fa, in particolare una rapina. Il conto con la giustizia gli si è presentato nel corso di quello che doveva essere un normale controllo di routine a 10 anni esatti dalla rapina che lo aveva visto protagonista nel litorale veneziano. È la serata di venerdì quando i carabinieri di Asolo fermano in via Giorgione un'auto con 2 uomini a bordo. Scattano le solite verifiche dei documenti e l'analisi incrociata dei dati tra caserme. È qui che l'uomo seduto a lato conducente, un 37enne italiano residente a Quinto ma senza fissa dimora, viene riconosciuto come destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia ancora nel mese di febbraio 2016. L'uomo doveva scontare una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per una rapina aggravata commessa a Caorle nell'agosto del 2010. All'epoca il 37enne insieme a un complice aveva aggredito un tassista del posto, prima bloccandolo alla guida del suo taxi, poi rapinandolo del guadagno della giornata, una somma di circa 240 euro. Dopo la sentenza l'uomo si era dato alla macchia, ma ora a 10 anni da quei fatti è stato portato alla casa circondariale di Treviso. Ancora cronaca dopo la pubblicità. Ancora insieme per andare ad Arzignano, a una settimana dalla bomba d'acqua che ha devastato capannoni e case. A seguito dei danni della terribile ondata di maltempo, una grande quantità di tetti e muri crollati stanno per essere messi in sicurezza dai cittadini di Arzignano, pronti per poter resistere ad un annunciato ritorno del maltempo. In città però una quindicina di edifici sono stati dichiarati inagibili, edifici che ospitavano famiglie che sono rimaste senza un tetto, ora ospiti di amici o parenti in attesa del ripristino strutturale. Sì, lì si tratterà appunto da parte del privato di programmare degli interventi appunto di sistemazione che saranno lunghi. Ecco, noi stiamo seguendo e supportando quelle situazioni in cui la persona non ha un altro alloggio dove andare. Ecco, ci sono alcuni casi e quindi stiamo provvedendo con i servizi al cittadino, i servizi sociali. Sono attualmente 4 le famiglie in difficoltà, 2 con persone anziane. Alcuni nuclei ospitati da parenti, una famiglia alloggiata in albergo a spese del comune. Una situazione delicata tenuta sotto osservazione. Stiamo lavorando un po' per capire se hanno una rete familiare che può supportarli, altrimenti stiamo provvedendo a capire se possiamo concedere o assegnare provvisoriamente per l'emergenza delle abitazioni comunali. Andiamo adesso a Venezia per la mostra del cinema dove è stato presentato il secondo titolo italiano del concorso principale. Si tratta di un film dedicato alla figura della figlia minore di Marx.
Alla Mostra del Cinema di Venezia irrompono le donne. È un film dedicato alla figlia minore di Marx, una donna di un'intelligenza politica fuori dal comune e tra le prime della storia a far convergere le istanze femministe con il socialismo italiano, l'ultimo lavoro della regista e sceneggiatrice italiana Susanna Nicchiarelli, secondo film italiano in concorso. Per caso leggevo sulla famiglia Marx e ho trovato la storia di questa donna che in realtà invece è molto importante, ero io che non la conoscevo e mi ha colpito il fatto che fosse una donna appunto così intelligente, così carismatica, così, e però in realtà che la sua vita invece avesse preso un corso così diverso e sorprendente. 8 registe donne presenti nel concorso principale, ma lei non ne fa una questione di genere. Non credo sia una difficoltà perché una è donna, credo che ci siano una serie di limiti forse che ci si pone perché è un lavoro faticoso e nell'immaginario è un lavoro da uomini, però ovviamente l'immaginario può cambiare. Siamo andati a trovare il cast del film all'Ungaria, ecco l'attrice britannica protagonista principale, Romola Garai. Il sogno della mia vita, poter venire a Venezia e poter venire al festival, per cui quando mi è stato detto che il film era stato selezionato mi sono detta beh sì, bello, però purtroppo il sogno della mia vita in realtà si è realizzato ma non si concretizza. Perché il festival non si terrà e invece poi il festival si è tenuto, si sta tenendo e sono estremamente grata agli organizzatori, a tutti coloro che con grandissimo sforzo e grandissimo impegno per attuare le misure extra di sicurezza. Ieri sera sul red carpet, oltre al cast di Padre Nostro, anche Paola Baraglia e la cantante Arisa, Matteo Salvini con il ministro Boccia. Avranno parlato anche di autonomia? In ultima battuta vi ricordo i dati del contagio, stando al secondo report di giornata della regione del Veneto, sono 97, possiamo vederlo insieme, i casi di positività emersi nella giornata di oggi in tutto il Veneto, 206 se guardiamo alle ultime 24 ore. Lo scorso report, quello di ieri, parlava di fatto di 311 casi in 24 ore, quindi c'è una diminuzione complessiva, restano 2130 i decessi dall'inizio dell'emergenza, la provincia più colpita, quella di Treviso, con 76 casi nelle ultime 24 ore, tra questi un bambino di 8 anni e una donna incinta alla 14ª settimana di gravidanza. Dal Veneto è davvero tutto, grazie per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Benvenuti al meteo. Un fronte perturbato di origine nord atlantica lambisce il nostro territorio. Vediamo quali conseguenze avrà nel dettaglio di domenica 6 settembre. Sul Veneto la giornata sarà in gran parte soleggiata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Con il passare delle ore però aumenterà l'instabilità sulle Alpi, con qualche temporale che in serata potrebbe raggiungere anche le pianure limitrofe. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime invece tra i 25 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui da prima condizioni di bel tempo, entro sera più nubi con occasionali piogge sparse. Temperature minime fino a 19 gradi, valori massimi oscillanti tra i 27 e i 29 all'incirca. Infine sul Trentino Alto Adige ci attende una domenica soleggiata, anche qui però dal pomeriggio cielo più nuvoloso e precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime sui 16-17 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.